nostro opinionista del giovedì, consigliere provinciale di Pate Furlane a Udine. Simeone, allora, qui si parla tanto, no? Abbiamo sentito un po', no? Un po' il terremoto ha tolto l'attenzione sul territorio per quello che riguarda la sicurezza e Udine stessa, no? Ma è possibile che quasi a 2 anni e mezzo dal rinnovo della giunta comunale, anzi 1 anno e mezzo per precisione, tutto tace, non interessa più di tanto quello che accade in città? Oppure si fanno solo spot tanto per ricordare che c'è Udine ancora? Ma non è che la qualità dell'amministrazione udinese richiami questa grande attenzione, quindi probabilmente anche interesse loro tenere la polvere sotto il tappeto per coprire un po' anche le beghe che ci sono all'interno della maggioranza che regge il comune di Udine. Mi pare che non vadano tutti d'amore d'accordo, tant'è che mi pare che leggendo la stampa locale ci sia un bel bailam a scegliere l'erede dell'attuale sindaco, quindi poi mi pare anche che le scelte amministrative non siano così molto brillanti. Vediamo il risultato che non è positivo dell'utilizzo del parco di Piazza Primo Maggio, la sistemazione della viabilità sempre nella stessa zona che non si riesce a capire che finalità Uno parla avrà. addirittura, per quanto riguarda Piazza Primo Maggio, si parla già di deserto dei tartari, no? Beh, vedremo adesso con la ripresa delle scuole cosa succederà, ma i risultati fino adesso sicuramente non sono positivi. Preoccupa anche, come dicevo, il fatto della viabilità, che non si sa bene che conformazione andrà a prendere, e questo è un handicap sicuramente non di poco conto per il centro di Udine. Soprattutto una viabilità, mi permetta, molto particolare, dove l'asfalto cede, le sospensioni delle auto soffrono molto il cavalcare, sembra un po' un percorso da Parigi-Roubaix se non Giochi senza frontiere. Ma poi no? c'è anche queste deviazioni, questi giri lunghissimi che deve fare chi vuole andare in centro, quindi io credo che una sinergia tra amministrazione e soprattutto tra esercenti e che attività nel centro a Udine doveva essere fatta e andrà fatta, perché credo che da qui alla prossima elezione anche chi andrà a proporsi come alternativa al centro-sinistra dovrà proporre idee nuove. Sicuramente così Udine non ha prospettiva di andare avanti. Senta, una città che non avrà futuro perché se gli stessi cittadini non riescono a capire cosa succede, poi non lamentiamoci quello che arriva dopo. No? Ma, bisogna che anche i cittadini, mi pare dell'intervento che è stato fatto prima, bisogna che i cittadini di Udine prendano coscienza al di là e comincino a interessarsi, a intervenire, perché la partecipazione mi pare che non è altissima. Udine ha necessità di una classe imprenditoriale nuova, perché con quella che è esistente è destinata ad esaurirsi. Quindi o Udine trova energie e idee nuove e le propone anche avendo il coraggio di schierarsi elettoralmente, oppure io personalmente non vedo grandi orizzonti per questa città che dovrebbe essere la capitale del Friuli, ma è relegata sempre più a un ruolo marginale. Il Friuli sta marciando in una maniera, Udine sta andando in tutto un altro senso. Lei d'altronde ha fatto un'analisi corretta e perfetta, perché è questa la realtà di una città, come lo ripetiamo, dove si sente già l'odore della muffa, no? Il cittadino udinese in questi anni è da capire che nella sua conformazione sociale è stato totalmente cambiato dai nuovi arrivati. La vecchia classe imprenditoriale borghese Udine, che già era poco, è sparita, è stata cambiata con un sottoproletariato che le ultime 2 giunte hanno abituato a essere mantenuto a son di contributi pubblici, quindi con redditi minimi, contributi del comune, contributi della regione. Una città non può vivere in questa maniera, o ci sono attività, ci sono professioni, si ricrea un gruppo di media borghesia, o altrimenti la città è destinata a morire, diventa un dormitorio. Grazie Federico Simeoni per la sua partecipazione, grazie a voi gentili.